Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. In apertura di puntata vi segnalo che continua la rassegna Fiori d'inverno dedicata al radicchio di Treviso e al radicchio di Castelfranco IGP. Ultimo fine settimana di festa a Martellago con la 32esima mostra del radicchio rosso tardivo. Tutti gli eventi sul sito fioridinverno.tv e su Facebook. E vi ricordo che l'iniziativa fa parte del programma di sviluppo rurale del Veneto finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale. Proseguo poi segnalandovi che la Proloco e il Comune di Giavera del Montello vi aspettano domenica 15 dicembre alla quinta edizione del Magico Natale in centro proprio a Giavera del Montello. Dalle 9 del mattino alle 19 oltre 50 espositori con tante idee regalo, addobbi natalizi, degustazioni, spettacoli di strada e tante iniziative per i bambini in attesa dell'arrivo di Babbo Natale. Non mancate! L'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi aspetta numerosi sabato 14 e domenica 15 dicembre per Natale in Borgo, la tradizionale mostra mercato dove troverete tante idee regalo, artigianato, creatività, sapori regionali e florovivaismo. Tante le novità di questa edizione, tra cui la mostra dei presepi di Roberto Cassandrin in Sala d'Arme di Porta Santi 40 fino al 6 gennaio. E l'atmosfera del Natale avvolge anche la città di Venezia con tanti eventi. In piazza Ferretto a Mestre c'è il tradizionale mercatino e poi concerti e spettacoli venerdì 13 dicembre dalle 16:30 con Magic Star, Banda Vittoria ed Eleonora Quici. Sabato 14 il concerto dei coristi del Gran Teatro La Fenice. Mercatino anche in piazza Mercato a Marghera e sabato 14 dicembre concerto L'Universo. E per festeggiare il Capodanno grande festa in piazza San Marco e a Mestre. La magia del Natale veneziano vi aspetta. A Portogruaro un Natale davvero da non perdere. Vi segnaliamo infatti domenica 15 a partire dalle ore 16 il Bosco Magico di Gann. Grandi alberi luminosi, suoni e ombre proiettati tra i pini e i folletti che interagiscono con gli spettatori evocando così le storie del bosco incantato. Non mancate! Nel 1949 nacque l'UNICEF. La nuova agenzia dell'ONU fu subito operativa nei territori europei sconvolti dalla guerra, dove attraverso un'attività di coordinamento riuscì così ad assicurare latte e cibo a più di 6 milioni di bambini. Nel 1965 ottenne il primo importante riconoscimento, e cioè il Nobel per la pace. E in chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, perché infatti è iniziata la settima edizione della Zanzega e quindi la terza puntata, vi ricordo che va in onda il giovedì sera alle 21:15 e in replica la domenica pomeriggio alle 17. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.